Premessa, io stasera probabilmente mi faccio un giro su quell'altra piattaforma viola, voi lo sapete io come mi chiamo, no? Così come mi chiamo su Instagram, così mi chiamo anche sulla piattaforma viola. Venitemi a trovare perché oggi parliamo live anche di questo e ne parliamo insieme se vi va, se ci siete, così alterniamo perché ho visto il Milan si è creato una piattaforma, su quella piattaforma vuol dire che sta diventando importante, dobbiamo crescere anche da quella parte, ragazzi, forza, forza. È letteralmente immarcabile. Se la vede da qui. Amici bellini, di getto, facciamo il video di getto perché come vedete sul canale ovviamente il primo video, quello che ci interessa a noi è l'approfondimento tattico e capire dove abbiamo sbagliato noi, dove sono stati più forti gli avversari, perché bisogna anche ammetterlo, alle volte l'avversario è più forte e se l'avversario è più forte si può anche perdere, noi l'abbiamo pareggiata. Ma è d'obbligo, no? Noi facciamo cronaca, ci sono youtuber di altre squadre, di cui non faccio nomi per ovvie ragioni, che si sono, insomma, dedicati alle nostre storie fatte di negatività, di ASL, di PEC, eccetera, eccetera, facendo anche ipotesi apocalittiche su Napoli che attenzione, se andate avanti, attenzione che poi è retrocessione così. Allora io, per quanto riguarda il caso Suarez, cominciamo. Allora, ma lo dico proprio senza problemi, perché lo so, volete una mia opinione e ve la do. Mi faccio aiutare da da due persone in particolare. Una è Angelo Forgione, che oggi scrive La Juve in esame, e leggo. Il caso Suarez, i contenuti della prova erano stati preventivamente comunicati al calciatore, giungendo a predeterminare l'esito e il punteggio d'esame per corrispondere alle richieste che erano state avanzate dalla Juventus, la cui dirigenza si è attivata anche ai massimi livelli istituzionali per accelerare il riconoscimento della cittadinanza italiana. In corso l'approfondimento delle ipotesi di reato. A voler ingaggiare Suarez era la Juve, ad avere la necessità che diventasse cittadino italiano in fretta era la stessa Juve, per superare l'esame truffa per necessità per avere la cittadinanza è stata, lo dice la procura di Perugia, proprio la Juve. C'era la truffa, l'esame, c'erano i complici, l'Università di Perugia ed era ovvio che vi fosse il truffatore. Le indagini ipotizzano che siano i dirigenti della Juventus, svelato il segreto di Pulcinella. Perché il segreto di Pulcinella è mai possibile che non si sapeva? Cioè, per un mese, per 2 mesi ci siamo dimenticati, abbiamo lasciato là la notizia di che ma non c'è niente. E non, che ne sai? Che ne sai? Allora noi avevamo fatto l'ipotesi così come Sandulli fa l'ipotesi che uno non vuole partire e noi a livello giudiziario, anche se noi volevamo non partire, comunque non vale per annullare la forza maggiore, ce lo hanno spiegato dei giudici. Quindi voi fate le ipotesi, il Napoli comunque non voleva partire. Benissimo. Allora noi facciamo le ipotesi, la Juve ha truffato e ha organizzato l'esame falso per avere il giocatore al più presto, in fretta, perché se stiamo nelle chiavette. Adesso le indagini hanno coinvolto la Juve e adesso si arriverà al reato. Voi ora mi chiederete, ma che cosa succederà? E io ovviamente la domanda la rivolgo al giudice e il giudice ci risponde se fosse accertato l'interessamento e la regia della Juventus attraverso i suoi dirigenti che avrebbero agito nell'interesse della società, dovrebbe ipotizzarsi un grave illecito sportivo che dovrebbe poter determinare anche la retrocessione della società. Dovrebbe, ma temo si chiuda con una multa, perché il giudice non viene dalle campagne o dalle montagne, sa certe dinamiche, sa come funziona in Italia e sa che alla fine potrebbe anche tutto scoppiare in una bolla di sapone. Ovviamente, premessa,
Io stasera probabilmente mi faccio un giro su quell'altra piattaforma viola, voi lo sapete io come mi chiamo, no? Così come mi chiamo su Instagram, così mi chiamo anche sulla piattaforma viola. Venitemi a trovare perché oggi parliamo live anche di questo e ne parliamo insieme se vi va, se ci siete, così alterniamo perché ho visto il Milan si è creato una piattaforma, su quella piattaforma vuol dire che sta diventando importante, dobbiamo crescere anche da quella parte ragazzi, forza forza, siamo già praticamente a 4.000 su YouTube, che la bella Mamoru Carmen che siete voi straordinari assolutamente. Insomma ragazzi, io credo che non succederà niente, nel senso che ah sì, cattivello, non si doveva... Questo succederà. Però noi dobbiamo aspettare le indagini, dobbiamo aspettare le condanne, dobbiamo aspettare tutte queste cose qua perché non si può, altrimenti facciamo lo stesso errore che fanno loro con noi. Non possiamo accusare sull'intenzione e non si fa, non si fa. E allora aspettiamo, che aspettiamo. Adesso questi sono ulteriori dettagli del segreto di Pulcinella perché lo sanno tutti, però la giustizia deve fare il suo corso, bisogna accertare, bisogna avere le prove, bisogna avere tutte le cose. Quindi noi con calma, con serenità, non ci riguarda, non ci interessa. E stiamo lì a guardare, no? Come voi vi guardate le mie live, mi mettete così, ah, bello, e vi sentite, e vi guardate le live, no? Vi mettete belli spaparanzati, vi dimenticate di mettere il like, io poi ve lo devo ricordare, ma così è. Sono le dinamiche di YouTube. Andatevi a vedere se non ve lo siete visto, è bellissima l'intervista con Antonio Gaeto di Tutto Napoli dove facciamo l'approfondimento. Evidentemente la stampa e di conseguenza noi che non possiamo guardare tutte le partite hanno un po' sottovalutato un po' tutti la Z, È un pochino perché loro hanno dimostrato che si sanno chiudere in difesa come hanno fatto a San Paolo e sanno anche attaccare, sanno far girare palla e sanno anche attaccare come hanno fatto a casa loro. Guagliù, non credo nemmeno, mi ha convinto Antonio Gato, non credo nemmeno che i giocatori li abbiano sottovalutati, credo che semplicemente palla a terra, su quella terra tra l'altro, meglio loro, hanno giocato meglio e io ho detto sciuponi perché alla fine della fiera noi potevamo anche vincerla, se Petagna mette quel colpo di testa, stata buona. La grande squadra, la famosa grande squadra cinica, no? Che praticamente sanno soffrire e segnano il cinismo. Così, i rumori? Sentite i rumori? Di conseguenza sono state più forti, che ci è andata anche bene, si può dire, siamo ancora primi nel girone, abbiamo due risultati a disposizione. La Real Sociedad che deve dire? Che deve dire la Real Sociedad che praticamente hanno impattato con il Rijeka dello 0-0, perché il Rijeka dello 0-0 nel senso il Rijeka 0 punti nel girone, hanno impattato la Real Sociedad che in Liga sta facendo quel campionato. Allora, come vedete, succede un po' a tutte le squadre, ma in tutta Europa. È sorprendente il Milan. Noi possiamo prendere solamente il Milan come esempio ad oggi di squadra con continuità. Sto andando in digressione, ma sto andando in digressione perché il caso Suarez non ha senso, non ha senso. Vabbè, ne parleremo penso oggi live da quella parte, non lo so. Voi se mi seguite, io vi mando la notifica. Canale Telegram, unitevi al canale Telegram che vi manderò notifiche varie e approfondite. E per il resto, insomma, Valerio Fluido da New York è tutto. Saverio Solido, non mi ricordo, non sono convinto. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Valerio Solido, no, Saverio Solido, non mi ricordo.